Buonasera, benvenuti a questa puntata del Mese del Libro. Questa sera siamo qui con Federica Manzon. Buonasera. Buonasera Federica, vincitrice del Premio Campiello 2024 e del Premio Masi 2025 con il romanzo Alma. La protagonista del racconto cerca risposte a domande che sembra non riuscire a porsi chiaramente. La descrivi come una persona disorientata, problematica, dalle relazioni complicate, come la città con cui si scambia di continuo la carta d'identità e che si appresta a reincontrare dopo un limbo durato diversi anni. Ma chi è Alma, veramente? Alma per me era un po' tutti noi nel momento in cui non ci riconosciamo in quella narrazione che ci viene fatta, che ci viene detto noi siamo persone tutto d'un pezzo, con una lingua, un'identità, una storia, una memoria. E invece Alma è una persona che ha una vita complicata, che ha delle memorie familiari contrastanti, che ha una vita attraversata, che si scontra anche con la storia con la S maiuscola, che ha dei sentimenti di fuga verso gli amori, verso gli affetti, verso la città in cui è nata, a cui sente di appartenere, e però è soprattutto una donna che alla fine fa pace con questo essere fatti di tanti pezzi diversi, come io credo siamo un po' tutti, e tutte queste parti stanno dentro di noi, non sempre pacificatamente, alle volte combattono, alle volte una tira dall'altro lato, però forse alla fine quello che Alma capisce nel suo lungo viaggio del libro è che alla fine è questo stare insieme di tante parti che rende la nostra vita più complicata ma anche un po' più ricca. Alma è anche la sua città, no? Perché tu, la città si comprende bene qual è anche se tu non la nomini sempre, però Alma è anche la sua città, quindi c'è questo parallelismo, diciamo, fra la persona e il luogo. Ma Alma, se io dovessi definirle una parola direi che per me Alma è Trieste, Ecco. perché tutti questi sentimenti che lei ha dentro di sé e tutti i momenti in cui io volevo raccontare un pezzo della sua adolescenza, l'infanzia, la grande libertà dell'infanzia, le possibilità di essere quello che voleva, ogni volta trovavamo uno specchio enorme nella città. E anche la città è una città fatta di tanti pezzi, dove al di là del mito che si racconta, nulla si fonde, nulla sta insieme pacificamente. Una città molto litigiosa, è una città dove nelle stesse manciate di strade ci sono la chiesa serbo-ortodossa, la greco-ortodossa, la sinagoga, e tutte queste parti stanno vicine, con degli attriti, con delle fatiche, ma stanno vicine e parlano e dialogano. E questo secondo me è un punto a cui guardare con interesse nel nostro mondo complicato. Grazie Federica. Grazie a voi. Con Federica Manzon e il suo romanzo Alma si conclude questa 14ª edizione del Mese del Libro dedicata al confine, intitolata Linea di confine. Speriamo che sia stato di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie a tutti.